Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in onda. Parola nuovamente a Daniele Tocani che stava affrontando un tema importante. Si è bloccata la trattativa, il tavolo di trattativa che si era aperto comunque con il governo, col ministro Poletti. Il sindacato a questo punto resta, il sindacato pensionati in modo particolare, ma anche il sindacato lavoratori è rimesso interdetto, perché sappiamo che non è cosa di poco conto. Perché i soldi sostanzialmente nella finanziaria di cui si sta parlando pochissimo. Sì. Non ci sono questi finanziamenti, mancano i soldi. Beh, ma è evidente che mancano i soldi perché primo non si vogliono andare a prendere i soldi dove ci sono. Perché noi continuiamo a dire, per esempio, che l'illegalità nel nostro paese non viene opportunamente combattuta. Nell'ambito della politica delle entrate, anche di questa finanziaria, sono pochi miliardi quelli che il governo pensa di portare a casa attraverso la lotta alla illegalità. Inoltre c'è un problema vero, che è quello dello sviluppo, cioè noi non possiamo essere quelli che dicono ah vabbè adesso abbiamo 20 miliardi, questi sono e questi restano. Dobbiamo essere credibili, questo è quello che noi chiediamo, in ordine a una politica delle entrate e coerentemente a una politica delle uscite. Questa qui non è una politica delle uscite. Sullo Stato sociale non ci siamo. Oggi parliamo di pensioni, si potrebbe parlare di sanità, si potrebbe parlare di altre cose. Noi denunciamo che questa finanziaria di questo governo non fa scelte strategiche. Tant'è vero che noi oggi cosa stiamo facendo? Noi, dal momento in cui la discussione passa all'interno del Parlamento, noi siamo per una iniziativa sindacale che chiede al Parlamento di negoziare con noi o noi con loro. È vero, perché con il governo la cosa è saltata. Io non credo che Poletti possa ritornare a dialogare con noi se il Ministro delle Finanze e Gentiloni gli dicono questi sono i soldi a disposizione. Allora noi vogliamo andare a discutere con il Parlamento. Per questo in questa fase noi stiamo facendo due cose. La prima è quella che intanto dobbiamo andare a discutere con la gente. Noi del sindacato pensionati ci stiamo organizzando in queste ore perché abbiamo l'input di dover fare assemblee con la gente per spiegargli tutto il pacchetto della previdenza, magari anche con l'aiuto vostro, che è quello che stiamo facendo oggi. Ma con oggi sono partite le assemblee nei luoghi di lavoro. Perché? Perché noi siamo qui a sottolineare che la piattaforma che abbiamo presentato è una piattaforma per la tutela dei diritti e del reddito dei pensionati. Ma quando noi parliamo di APE social, di anticipare l'uscita dal lavoro, è un'operazione che facciamo, è vero, sicuramente perché lavorare stanca e a una certa età è anche pesantissimo, ma per portare avanti una politica nei confronti dei nostri giovani. Per cui io sono uno di quelli che dice sempre stiamo attenti perché un problema sono i pensionati, coloro i quali magari come me sono già in pensione. Altro problema sono i nostri giovani. E di conseguenza hanno ragione quelli che denunciano che se noi stiamo a lavorare sempre più, però come vede parliamo di persone che sono al lavoro oggi e di conseguenza noi siamo qui a dire per esempio che le nostre pensioni devono essere rivalutate. L'accordo dice, glielo dico in una parola, l'accordo dice a partire dal 1° gennaio del 2019 entrerà in vigore un nuovo meccanismo di riparametrazione delle pensioni in base all'aumento del costo della vita. Piano. Ho a che fare con un governo che fino a ieri diceva dai vieni qui che discutiamo, che troviamo un accordo e che all'ultima istanza ci ha detto ciao ragazzi arrivederci non c'è una lira. Lei ci crede che quel prossimo 1° gennaio 2019 le nostre pensioni, le mie pensioni saranno rivalutate in base a una nuova legge? C'è un impegno politico, non c'è un accordo, non c'è una legge, per cui siamo seduti su un vulcano, effettivamente. Io la metto così. Nel corso dei prossimi 15 giorni noi dobbiamo fare le assemblee nel Paese e noi nel Veneto le stiamo programmando unitariamente, come diceva Daniele. Benissimo. E poi che facciamo? Cosa si fa? Perché qui ci hanno dato una pedata sui denti.
perché la trattativa era in corso, era annunciata, era programmata, era in corso ed è stata tombata. Non va bene. Che cosa, Daniele Tronco, che tipo di azioni pensate, tenendo conto, lo sostengo sempre, ne sono anche convinta, che le azioni comunque di popolo, di massa significative hanno un peso ancora politico, come ce l'ha una partecipazione referendaria. E io dico sempre, teniamo conto del referendum che ha stoccato duramente Renzi, quello che voi avevate indetto che è stato glissato perché per paura di ricevere un'ennesima stoccata, il referendum per richiesta di maggiore autonomia che si è svolto in Veneto comunque ha toccato le leve del governo. Quindi azioni forti e importanti. Siccome siamo sempre in campagna elettorale, cioè non siamo sempre, anzi non siamo mai in campagna elettorale, questa è un'opportunità per andare a votare, potrebbero essere significative in qualche modo. Allora, noi una mobilitazione l'abbiamo già iniziata perché nei sabati scorsi, cioè, abbiamo svolto presidi di fronte a tutte le prefetture d'Italia con iniziative che hanno coinvolto pensionati e lavoratori a portare ai rappresentanti del governo le nostre istanze. Stiamo programmando in queste ore una serie molto estesa di assemblee per parlare con i cittadini, con i pensionati, con i lavoratori dipendenti dentro i posti di lavoro. Ovviamente il tutto non per raccontare una storia, ma per dire: guardate che la situazione è questa, il governo ha assunto delle decisioni, come diceva Danilo adesso, rompono un rapporto, diciamo, che era in corso. Adesso c'è la fase di discussione parlamentare, siccome noi sappiamo che questa legge dovrà passare attraverso le commissioni parlamentari, cerchiamo di attivare delle iniziative che secondo noi dovrebbero sfociare anche in manifestazioni, che non so se nazionali, regionali, questo lo vedremo per graduare, diciamo, la pressione verso il governo per tentare di aprire una porta. Io noto che dalle dichiarazioni di queste ore, dopo la sentenza dell'altro giorno, la decisione del governo, quindi le cose che sono successe nei 2 giorni passati, noi vediamo che anche nel mondo della politica, diciamo, c'è un'attenzione al tema, perché, ripeto, le nostre richieste non sono richieste strampalate. Prevedere un meccanismo di rivalutazione delle pensioni vuol dire togliere dalla povertà, in molti casi, milioni di persone che nel corso di questi anni hanno dato, come dire, hanno dato molto, perché noi parliamo di svariate decine di miliardi che ogni anno si risparmiano a spese dei pensionati. E dopo c'è il problema della prospettiva. Noi, la nostra richiesta fondamentale, come ripetiamo sempre, è che se noi non affrontiamo il tema degli investimenti proprio nel mondo del lavoro, e si passa da un'idea di bonus premiali che ha attraversato anche il mondo politico nell'ultimo periodo, ma invece si dovrebbe parlare, secondo noi, di investimenti per introdurre elementi virtuosi nel sistema economico, che è la precondizione per avere poi una situazione di sviluppo nel Paese, perché la condizione di sviluppo tutela tutti, anche i pensionati, i giovani. Assolutamente. E quindi diciamo che noi lavoriamo in questa direzione, cerchiamo di farlo unitariamente. Per contare un po' di più. Perché bisogna sapere che qui non c'è bisogno di fare testimonianza, perché noi potremmo anche dire vabbè, CGIL è una posizione eccetera. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo tenere una posizione unitaria, perché la sfida è molto alta che abbiamo e quindi siamo convinti che qualcosa possiamo portare a casa nei passaggi parlamentari, soprattutto su quei 2 o 3 nodi che sono stati citati. Adesso veniva citata l'Ape Social. Se pensiamo che abbiamo avuto un taglio del 60% delle domande
presentate partendo da un presupposto che se un lavoratore, pur avendo l'età necessaria per avere diritto all'APE social, se è a casa dal lavoro per un certo numero di anni, eccetera, ma ha goduto di un ticket che ha lavorato una giornata, viene considerato interrotto il periodo di disoccupazione e quindi escluso per questo motivo dall'APE social. Allora io dico, se c'è questa basta questa, no, attenzione, è importante questa cosa qua, noi perché le persone magari non ne sono consapevoli. Abbiamo, nei casi presentati ai patronati sindacali, cioè noi abbiamo gestito migliaia e migliaia di domande sull'APE social. E noi abbiamo dei casi di lavoratori che hanno tutte le caratteristiche previste dalla legge, cioè hanno il numero di anni, perché quando il patronato ha presentato le domande ha tenuto conto, cioè il patronato non ha presentato domande a caso, le ha presentate sulla base dei criteri previsti dal decreto, e quindi bisogna avere 63 anni di età, bisogna essere disoccupati da un certo numero di anni, perché il decreto limita molto la possibilità di accesso. Ma ciò nonostante, siccome noi in questo paese abbiamo avuto milioni di persone che sono state espulse dal mondo del lavoro per effetto della crisi e delle ristrutturazioni aziendali, adesso una parte piccola di questo mondo che ha necessità di trovare uno sbocco perché è a casa senza pensione e senza lavoro. Bene, se questo soggetto nel corso di questi anni ha avuto, ha usufruito di un buono lavoro, di una giornata, l'INPS solo per questa motivazione rigetta la domanda. Io penso che sia lunare questa posizione, perché cosa dovrebbe fare questo cittadino italiano che ha perso il lavoro, è disoccupato, eccetera? Deve lavorare in nero perché così, mentre se solo si è regolarizzato per un paio di giornate perché ha trovato un lavoro appunto limitato nel tempo, e non un lavoro a tempo indeterminato per un periodo, ma un lavoro di questa natura, tu me lo cassi di fronte con un giudizio che poi viene dato da un ente che dovrebbe erogare la prestazione, perché poi noi siamo il paese dell'interpretazione della norma, cioè quando tu dai l'interpretazione della norma a una persona che ha magari altri obiettivi, cioè quello di contenere la spesa, allora lì cade un po'. Ecco, però queste cose che state dicendo adesso, che magari appunto rientrano nell'ambito della norma, che è interpretabile, opinabile, come avviene sempre nel nostro paese, sono invece importantissime. La conoscenza di queste cose, non tanto per un pensionato, ma comunque chi si avvicina alla pensione, sono importantissime, perché quante persone, magari essendo a conoscenza, non commetterebbero questo errore o rinuncerebbero a quella giornata di lavoro, alla vendemmia. Qui non siamo in presenza di un errore. Non siamo in presenza di un errore, qui siamo in presenza di un'interpretazione sbagliata della norma, perché, anzi, sbagliata, un'interpretazione strumentale della norma. Perché è del tutto evidente che siamo di fronte a una casistica dove tu dici, vabbè, tu sei disoccupato da un certo numero di anni, sì, e sono quelli previsti dalla legge, hai il numero di anni, 63 anni, dico, non è un'età bassa per avere, hai lavorato il numero di anni sufficiente nella tua vita per avere diritto ad avere questa prestazione, sì. Allora basta, questo è il punto, questo è il discrimine. Dopodiché ti rendi conto che in questo paese è successo un piccolo problemino che si chiama crisi economica, che ha spinto milioni di persone nell'area della disoccupazione, allora devi assumerti, diciamo, con una decisione politica, carico di questo tema, se no crei un danno sociale, creando quello che sta succedendo, molte persone che vengono spinte proprio in una povertà estrema, perché adesso vivono magari con la solidarietà della famiglia,
magari dei genitori, dei pensionati, a parte che qui stiamo in un'età molto avanzata, ma insomma in una situazione dove bisogna prendersi carico di questo aspetto, diciamo. L'Ape Social, secondo me, come l'avevamo intesa, quando è una risposta sociale a dei problemi che sono avvenuti in questa società nel corso degli ultimi anni. Allora, da questo punto di vista deve essere valutata. Assolutamente. Allora, abbiamo la pubblicità, interrompiamo un attimo e poi ritorniamo insieme per trarre anche delle conclusioni.